Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Intanto mi scuso in anticipo per il ritardo, questo video uscirà con tipo 2 ore di ritardo, però purtroppo non ho avuto modo di registrare e ho avuto dei problemi con internet, vabbè, senza entrare troppo nel dettaglio, e lo sto registrando adesso che sono le 5:30 di martedì 14, voi lo vedete il prima possibile. Purtroppo ho avuto dei problemi che mi hanno letteralmente impedito la registrazione, ma siamo qua, ve l'avevo promesso, ne avevamo parlato nel video precedente, però è doveroso fare un'analisi più generale di quella che è la situazione salvezza per quanto concerne il Cagliari. Io intanto mi preparo di cui tutto ciò che mi serve, così per fare il video al meglio perdonatemi un attimino. Qua andiamo a cercare Serie A ed eccoci qua. Allora, mettiamo questo di qua, perfetto. Qua mettiamo la cosa così, mettiamo per turno, perfetto, e ci siamo. Eccoci qua. Allora, io andrei non troppo a vedere quelle che sono state le scorse partite, perché cioè le partite che abbiamo già visto. Ma sta registrando? Sì, sta registrando. Non andrei a vedere le partite che abbiamo già visto, perché avrebbe veramente poco senso. Purtroppo quello che non doveva succedere è successo, perché l'Udinese va al Via del Mare e sbanca la partita 2-0. Lecce che giustamente, essendo già salvo, ha deciso di comunque non giocare. Credo, perché la partita non l'ho vista, però stando a vedere più o meno i voti, più o meno tutte le azioni cioè tutte le azioni qua, e stando a vedere più o meno le statistiche, mi sembra un Lecce che non abbia avuto così tanto mordente in questa partita. Ma ci sta, perché comunque se era già salvo, non, non aveva particolari presupposti per giocare o impegnarsi in questa partita, e quindi Udinese giustamente sfrutta il fatto che il Lecce si sia preventivamente salvato e va a sbancare in uno stadio non così banale una partita importantissima, e si va a guadagnare 3 punti vitali, perché alzano l'asticella e portano per la prima volta da mesi, credo, il discorso fuori dalla lotta salvezza. Porta l'Udinese fuori dalla lotta salvezza, o meglio, fuori dalla zona retrocessione, ed era una cosa che non succedeva da tempo immemore. Allora, come vedete, qui ci sono dei scontri salvezza importantissimi, e oggi mi concentrerò sui prossimi piuttosto che sulla giornata che è stata, perché stando a quello che scrive 131, vi leggo cosa dice. Il risultato di Lecce, in sostanza, ha un valore relativo. Con la salvezza matematica a 36 punti, i rossoblù di Ranieri sarebbero chiamati a vincere una delle restanti 2 gare senza nessuna differenza su quale tra il Sassuolo e l'ultima contro la Fiorentina. Calcoli che partono da un presupposto ipotetico che prevede le vittorie negli scontri non diretti di tutte le squadre in lotta contemporaneamente, rossoblù inclusi, quindi anche quelle del Frosinone a Monza e dell'Empoli in casa contro la Roma, o ancora quelle del Sassuolo all'ultima contro la Lazio all'Olimpico. Combinazioni sì possibili, ma complicate visto il ruolino di marcia fino ad oggi. In sostanza la media punti delle protagoniste, senza contare il trend delle ultime giornate che vede la lotta salvezza quasi come una corsa a chi va più piano.
Tanto che teoricamente il Cagliari potrebbe essere salvo anche perdendo entrambe le partite. Basterebbe un Sassuolo perdente all'Olimpico di fronte alla Lazio all'ultima giornata e un Empoli che perde sia contro l'Udinese che contro la Roma. La quota salvezza quindi va dai 33 punti teorici ai 36 matematici. Gli exploit, come quello chiacchierato del Sassuolo contro l'Inter, senza continuità peraltro mai avuta, restano appunto singoli exploit dal valore limitato. Un Cagliari dunque con il destino tra le mani che, in caso di un pareggio al Mapei Stadium, sarebbe a un passo dal porto sicuro della salvezza, potendola agguantare matematicamente sia con la vittoria che con un punto. Qualora il Frosinone non vincesse a Monza, i rossoblù resterebbero in A uscendo indenni dallo scontro con il Sassuolo, sempre che l'Udinese non vinca contro il Lecce. In quel caso i 34 punti non basterebbero a seconda degli altri risultati. Eh, Calcoli che possono essere scavalcati in un modo semplice: vincere a Reggio Emilia, ma per i rossoblù visti tra Genoa e Milano in trasferta in tutto l'arco della stagione, la parola semplice è davvero tanto, troppo complicata da considerare. Come abbiamo visto, la vittoria con l'Udinese ha sparigliato un po' le carte, ha sparigliato tanto le carte. Però effettivamente si può pensare. Io continuo a ribadire che con 34 punti ci si possa salvare, ma adesso con 36 è effettivamente aritmetica, quindi l'unica cosa che bisogna fare, l'unica, è vincere domenica contro il Sassuolo. Io mi auguro che ci sia quanta più presenza rossoblù possibile, me lo auguro anche perché ehm, il Mapei Stadium non può essere un fortino del Sassuolo se puntualmente ci sono molto più tifosi delle squadre avversarie piuttosto che della squadra in casa. Quindi dovremo essere anche bravi noi a rendere il Mapei Stadium il nostro stadio, lo stadio di casa. E io sono sicuro che questa cosa avverrà perché per quanto noi siamo critici, per quanto noi possiamo non apprezzare a volte alcune scelte da parte della dirigenza, da parte della società, da parte dei giocatori, qualsiasi cosa, il tifoso del Cagliari è sempre stato presente e sono sicuro che lo sarà anche questa volta. E questa volta ne abbiamo veramente molto bisogno perché sono stati aperti anche i cancelli per gli allenamenti saranno a porte aperte ed è una cosa importante perché serve all'ambiente per dare carica. Ora, siamo a 33 punti, ad un solo punto dalla terzultima, che è l'Empoli a 32. L'Empoli, la prossima partita, avrà lo scontro diretto con l'Udinese e noi dobbiamo augurarci che tutte e due le squadre, che sia noi che l'Udinese, vinciamo. Perché se vinciamo, ragazzi, è aritmetica. Se vinciamo sarà salvezza aritmetica. Perché? Perché se noi vinciamo e l'Empoli non vince o il Frosinone non vince, che è probabile perché comunque affronteranno il Monza in trasferta, ma noi vinceremo, quindi i 3 punti sono obbligatori per centrare la salvezza aritmetica. L'Empoli non potrà più raggiungerci, il Frosinone non potrà più raggiungerci, per ovvi motivi, perché se perderanno una delle due o tutte e due comunque rimarranno a 32. Noi andremo a 36, 4 punti di distanza con una partita sola, ovviamente non li puoi riprendere. Quindi l'obiettivo per domenica è uno e uno soltanto: vincere. Non esistono altre vie di fuga, non esistono altre scorciatoie, non esistono altri esiti plausibili, non esiste nient'altro. Domenica dovrà esistere solo la vittoria, giocata bene, giocata male, con azioni fantastiche, con un calcio compassato, tutti in difesa, tutti all'attacco, eh, giocando con i terzini, giocando partendo palla a terra, giocando con i cross, non mi interessa chi segnerà, non mi interessa come si segnerà, non mi interessa in che minuto si segnerà, mi interessa solo che si segni, perché questa è la partita più importante di tutto il campionato, perché per nostra fortuna siamo finiti in un campionato dove noi siamo scarsi ma c'è chi è più scarso di noi e ci ha tenuto a galla fino a questo momento. In 90 minuti ci giochiamo un campionato intero. Intero.
Quindi non sprechiamo assolutamente questa possibilità. Andiamo a Reggio Emilia e facciamo il nostro dovere. E come ho già detto, il nostro dovere è uno e uno solo: vincere. Non possono esserci altre possibilità. E in quel caso sarà aritmetica. Saremo certi della salvezza, ma solo con la vittoria. Solo con la vittoria, perché con il pareggio la questione sarà rimandata all'ultima giornata. Perché se noi pareggiamo, mettete conto che noi pareggiamo, e in qualsiasi caso rimarremo sempre lì, perché se noi pareggiamo andiamo a 34, Udinese e Empoli pareggiano, l'Udinese va a 34 e l'Empoli va a 33 e noi siamo comunque solo un punto sopra. Se il Frosinone pareggia sta a 33 e noi siamo solo un punto sopra. Se vince siamo sotto addirittura. Se perde stiamo comunque 2 punti sopra, ma 2 punti sono facilmente recuperabili con l'ultima giornata. Adesso io non ricordo bene chi incontrerà il Frosinone all'ultima giornata. Facciamo giusto un breve check-up. Il Frosinone incontrerà le ultime 2 giornate Monza e Udinese. Addirittura il Frosinone avrà lo scontro diretto con l'Udinese, motivo in più per cercare di vincere e di chiudere il campionato il prima possibile. L'Empoli. L'Empoli, se non mi sbaglio, ci avrà la Roma alla fine o la Lazio. Ci avrà l'Udinese adesso e la Roma a fine campionato. E diciamo che tra Empoli e Roma di distacco ce n'è. Quindi motivo in più perché poi non è mai detto, non è mai detto. Il Sassuolo avrà noi domenica e poi avrà la Lazio. È tosta per loro. L'Udinese, abbiamo visto, Empoli e Frosinone. L'Udinese è quella messa meglio paradossalmente, perché può sfruttare questo motivo d'orgoglio che ha avuto per esempio nella partita contro il Lecce, che poi bisognerà vedere se sarà veramente un colpo di reni dato all'ultimo dall'Udinese o se è stato semplicemente una vittoria estemporanea data dal fatto che il Lecce si era già salvato ed era già sicuro di avere la permanenza in Serie A. Però mi volevo concentrare anche su questo. Leggo da OneFootball un articolo di Cagliari News 24. De Servo sulla lotta salvezza: non si può giocare in contemporanea. Ecco perché. In occasione dell'evento organizzato bla bla bla, corsa salvezza, non si può giocare in contemporanea. Questo è un fatto semplicemente fisiologico, non si può giocare tutti insieme. È una classica e fisiologica discussione che avviene ogni anno. Cambiano le squadre, ma questa cosa non cambia. Ma se ogni anno ti ripetono sempre la stessa cosa, ci sarà un motivo? Cioè, se le squadre lottano per lo stesso obiettivo, perché una deve essere più avvantaggiata dell'altra e una deve essere più svantaggiata dell'altra? Ma falle giocare tutto allo stesso orario. Ma perché sta cazzata? Ecco il perché. Poi cioè, non ha spiegato il perché. O meglio, qui non è stato riportato. Non si può giocare tutto insieme perché questo è un fatto semplicemente fisiologico. Ma cosa è fisiologico? Cosa è fisiologico? Di cosa stiamo parlando? Qui, a prescindere da chi si salva, da chi retrocede, si falsa un campionato. Sono queste le cose con cui si falsa un campionato. È vergognoso, è penoso, è imbarazzante che il presidente, giusto? Amministratore delegato della Lega Serie A dica: questo è un fatto semplicemente fisiologico, non si può giocare tutti insieme. Cioè, quindi io non mi devo stupire se a un certo punto dirà: questo è un fatto puramente fisiologico, non si può giocare tutte le gare in Italia. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? È assurda questa cosa. È veramente assurda. Io con questo direi che ho sproloquiato abbastanza. Ripeto, c'è solo una cosa da fare, che è vincere. Domenica bisogna solo vincere. Detto questo,
Io vi ringrazio per aver guardato il video, fatemi sapere poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!